Sagra del Grano a Porto Empedocle nel fine settimana, un evento molto bello e importante. Parliamone. Sì, giorno 12 e 13 di ottobre si svolgerà a Porto Empedocle la Sagra dei Grani Antichi, grazie ad un'iniziativa del nostro amico Tony Rocchetta, che ha durante il periodo di lockdown ripreso e ha avuto la possibilità di entrare in possesso di questo tipo di grano che ormai si era quasi estinto dalle nostre parti, e che è riuscito a rimetterlo in produzione. Si tratta di un grano particolare, di un grano che produce una farina di alto livello, e quindi il giorno 12 vi sarà un convegno alla Torre Carlo V alle 18:30, e domenica si svolgerà in Piazza Kennedy l'apertura di alcuni stand e con degustazione di prodotti da forno prodotti proprio con questo grano, per fare in modo che la gente conosca questo tipo di grano, che è veramente ottimo per la produzione di pizze e altri prodotti da forno, ma che ci consentirà e consentirà anche ai ragazzi, alla gente in generale, di riscoprire questa varietà di grano, un grano particolarmente importante, come avevo detto in precedenza, da tempo ormai quasi estinto, ma grazie all'amico qui presente è riuscito nel tempo a riportarlo in produzione, e quindi cercando di diffonderne anche la conoscenza e la diffusione. Quindi aspettiamo che la gente venga a Porto Empedocle il 12 e il 13 di ottobre, in modo tale da poter insieme riscoprire queste tradizioni. Ecco, sentiamo ora l'ideatore Tony Rocchetta di questa manifestazione. Oggi è importante fare appunto questi tipi di eventi per trasmettere la nostra cultura, soprattutto un patrimonio genetico, perché quando parliamo di grano parliamo della Sicilia, dell'antica Grecia, quindi abbiamo un patrimonio genetico che fa bene sia all'ambiente che alla salute. Grazie a queste attività, diciamo, portiamo un'informazione sia alimentare che soprattutto poi sotto forma di salute, quindi oggi è importante andare avanti verso questo verso. Agrigento sarà capitale della cultura, quindi più bello di questo cosa può esserci? Assessore, ecco, il vostro appoggio a queste iniziative è sempre molto ben accolto. Sì, dopo il successo dell'estate empedoclina, quindi continuano anche ancora gli eventi a Porto Empedocle. Il 12 e il 13 ottobre quindi omaggeremo uno dei grani antichi, in particolare la Chiattolina delicatesa, che è un grano pregiato che era stato abbandonato una cinquantina di anni fa a seguito della produzione intensiva, che grazie all'amico Tony Rocchetta è stato reintrodotto nel nostro territorio. Un grano dall'alto valore, qualità, di cui ne assaggeremo anche sostanza e sapori. L'evento vuole essere anche un'anteprima di quella che vedrà la Sicilia regione gastronomica nel 2025, con cui cercheremo di omaggiare una serie di prodotti tipici